Buona serata da prealpina.it. Partiamo da Saronno. Questa volta, per scrivere il loro no Green Pass, hanno scelto i blocchi di New Jersey in cemento alla rotonda lungo la trafficata via Miola, all'angolo con via Don Marzorati. Ma non era solo una protesta Novax. Le scritte riguardano infatti anche gli sfratti, visto che in città ne sono in arrivo parecchi, il caro vita e i licenziamenti. Non manca anche un simbolo anarchico. Il blitz messo a segno la notte scorsa con una vernice spray rossa e nera risale alla notte alla periferia est saronnese. Nei mesi scorsi gli anarchici di Saronno, con altri gruppi, avevano dato vita a diverse iniziative locali contro il Green Pass, incontri pubblici e un paio di presidi pomeridiani nella centrale Piazza Libertà. Ora aspetta al comune far cancellare tutte le scritte a spese di tutti. E ci spostiamo a Varese. I vicini di casa non avevano sue notizie da un paio di giorni e hanno allertato il 112, ma quando i soccorritori sono arrivati in piazza 26 maggio, per l'anziana non c'era più nulla da fare. Al medico del 118 non è rimasto che constatarne il decesso. L'allarme è scattato questa mattina. Sul posto la polizia locale con i vigili del fuoco che hanno aperto la porta dell'appartamento al terzo piano. La pensionata, classe 1946, che viveva da sola, sarebbe caduta sul pavimento, molto probabilmente a causa di un malore. Si presume che la morte risalga a 2 o 3 giorni fa, appena dopo Natale. Un simile allarme, ma per fortuna con un esito ben diverso, è avvenuto anche al 6° piano di un palazzo di via Dandolo. I vicini di un'anziana che non usciva di casa da giorni si erano preoccupati. Lei di fatto era a terra ai piedi del letto, cosciente e senza particolari problemi, tanto da rifiutare il trasporto in ospedale. La rete di contatti attorno a chi vive solo in questo caso ha funzionato al meglio. L'anno travagliato del settore aeroportuale termina con l'avvicinarsi dei licenziamenti collettivi per Air Italy e con proteste dei lavoratori contro DHL. Per Air Italy il Ministero del Lavoro aveva organizzato ieri un incontro da remoto con il Ministero anche dello Sviluppo Economico, quello delle Infrastrutture, la società, le sigle sindacali e le regioni Lombardia e Sardegna, per tentare in extremis un accordo che evitasse gli esuberi dei 1322 dipendenti, 2/3 a Malpensa e 1/3 a Olbia. L'incontro però non ha dato esito positivo. Per la società non si è presentato nessuno, assenti anche i ministri, cosa che viene letta come un disinteresse totale dell'esecutivo. Speravamo in un provvedimento del governo, invece niente, commenta Luigi Liguori di Filt CGIL. Il problema è duplice: le basse opportunità di ricollocamento dei lavoratori e la loro età, che si aggira tra i 48 e i 55 anni. Situazione infuocata anche in DHL. Oggi davanti all'hub della società Cargo City si è tenuto un presidio di protesta di ADL Cobas. Una 60ina i partecipanti che hanno bloccato il passaggio a una 15ina di camion e furgoni. E veniamo ai dati Covid. Oggi sono stati processati in Lombardia 229.000 tamponi. 39.152 sono risultati positivi, pari al 17%, un altro triste record. Nei reparti di terapia intensiva sono state accolte altre 13 persone. I ricoveri in reparti Covid sono stati 38, mentre si contano 36 decessi. In provincia di Varese i contagi sono stati 2.930. Il dato di Milano e provincia rimane il più preoccupante, 15.287 nuovi positivi. Sono 4.112 a Monza, 3.663 a Brescia e 3.116 a Bergamo. L'aumento dei contagi è direttamente collegato all'aumento della richiesta di test, per i quali si registrano ancora lunghe file in molti centri della regione. Gli appassionati di pallacanestro dovranno aspettare. Il campionato si ferma a causa della pandemia. Il 2022 della Serie A inizierà in ritardo. La Lega Basket ha posticipato per intero il programma del 2 gennaio. Dopo i rinvii già decretati ieri, l'organismo ha disposto il rinvio di tutte e 8 le gare in calendario, in virtù dell'elevato rischio legato alla situazione dei contagi.
12 squadre su 16, compresa Open Job Metis, che è in stand-by fino a martedì 4 gennaio, dovranno recuperare 2 partite. La Lega Basket non ha ancora ufficializzato il programma delle gare da smaltire, ma l'ipotesi prevede che l'attività riprenda da mercoledì 5 e giovedì 6 gennaio, con i recuperi della 13ª giornata, che vanno comunque disputati entro il 14. Il turno successivo dovrebbe slittare in blocco al 16 gennaio. In quest'ottica, Trento-Varese oscilla tra il 6 e il 14. Varese-Venezia si dovrebbe disputare il 16, mentre sarebbe ancora da fissare il recupero di Varese-Trieste. E questa era l'ultima notizia e termina anche l'ultimo notiziario di questo 2021. Vi diamo appuntamento al 1 gennaio alle ore 19 e auguriamo a tutti voi un buon anno.